Siamo arrivati alla 15ª puntata, interamente dedicata al concorso di Miss e Mister Topolini. Finalmente abbiamo scoperto chi sono le 16 finaliste di Miss Topolini, una più bella dell'altra. Spazio al bellissimo panorama del Castello di San Giusto, dove si è svolta la grande semifinale. Come sempre è stato un evento che ha interessato tutto il pubblico triestino, composto da genitori, parenti, amici, morosi e curiosi, che entusiasti non hanno smesso di applaudire per tutta la serata. Ovviamente non potevano mancare gli insostituibili Mr. Rocco e Nicole. Ma ora via con le immagini della sfilata e del backstage. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud, and I just can't get enough. So many girls in here, where do I begin? I see this one, I'm about to go in. Then she says, I'm here with my friend. She got me thinking, and that's when I say, where them girls at, girls at? Where them girls at, girls at? Where them girls at, girls at? So don't get down, we can all be friends. Hey, bring it on, baby, all your friends, you the shit and I love that body. You wanna ball explicit, I swear you're good, I won't tell nobody. You gotta be FF, I wanna see that girl, it's all women invited. Hairdos and nails, that Louis Chanel, all up in the party. Presidents in my wallet. No. Anche quest'anno il sito del Piccolo ha avviato il concorso online. Siamo insieme alla vincitrice Arianna Guastini, 2198 preferenze. Chi si è organizzato per votarti così in modo massiccio? Parenti, amici, ho fatto su un gruppo e li ho obbligati tutti a votare. Beh, insomma, sono stati bravi. Sì, assolutamente. Raccontiamo anche un po' di te, ricordiamo il nome, cognome e numero. Arianna Guastini, sono la numero 6. Come è andata fino adesso? Noi siamo nella splendida cornice del Castello di San Giusto. La fascia, ricordiamo, non verrà consegnata questa sera perché è una serata in forma ridotta a causa del maltempo. La consegneremo nella finale, però scopriamo lo stesso un po' di te perché questa sera ti festeggeremo comunque. Beh, che dire, studio, faccio la studentessa al liceo e mi piacciono le sfilate, quindi ho colto l'occasione del Miss Topolini ovviamente per approfondire questo mio hobby, diciamo. E niente, sono contenta, diciamo, che ho vinto e ringrazio tutti quelli che ovviamente mi hanno votato. Senti, ma ti avranno votato sicuramente amici e parenti, però anche qualche altro utente del web. Cosa pensi di aver in particolare una tua caratteristica che può aver colpito chi ci ha guardato da casa? Forse anche questi splendidi occhi. Ma diciamo che gli occhi verdi sono un punto fondamentale, però no, ce ne sono tanti che invece hanno votato che pur non so chi siano stati assolutamente, però so che ce ne sono stati altri. Allora, Arianna Guastini, Miss il Piccolo Web 2011, facciamo un saluto ai nostri telespettatori e anche a chi ti ha votato da casa, saluta la telecamera. Ciao! Questa sera al Castello di San Giusto consegniamo anche il premio, non la fascia in questo caso, alla ragazza più cliccata con il mi piace su Facebook. Siamo in compagnia di Roberta Kautzer. Anche tu, chi è stato, come hai organizzato questa votazione su Facebook? Io devo ringraziare mia sorella che mi ha fatto tipo da manager, chiedendo a tutti i suoi amici, poi i parenti e gli amici degli amici. Tu hai controllato un po' come stava andando il concorso? Cosa pensavi mentre vedevi tutti quei mi piace? No, ero contenta anche stamattina, comunque quella che è arrivata seconda era tosta e allora era una bella gara, insomma. Senti, raccontiamo anche un po' di te. Ho chiesto anche chi è stato eletto Miss il Piccolo, ricordiamo nome, cognome, numero e raccontaci un po' di te. Roberta Kautzer, 51, ho 17 anni, faccio danza classica e moderna da 9 anni e il mio sogno più grande è andare a Miami, mi piace viaggiare. Io ho chiesto anche alla ragazza che è stata eletta sul web del Piccolo, ci sarà stata anche però qualcosa che può aver colpito chi è su Facebook, ha guardato casting dopo casting il volto, il viso e avrà deciso di cliccare mi piace. Le tue armi vincenti quali sono state secondo te? Oddio. Un bel sorriso, uno sguardo affascinante. Me lo devono dire gli altri, non posso dirlo io. Vabbè, allora staremo a vedere, vedremo anche un po' i commenti che hanno lasciato su Facebook. Guarda la telecamera e saluto anche tutti quelli che ti hanno votato. Grazie a tutti, in particolare a mia sorella e un bacio.
Rubiamo una delle partecipanti mentre è in corso un briefing. Ambra, una delle veterane di questo concorso, quante edizioni hai partecipato? Questa è la terza, ahimè. Ahimè. Come è cambiato il tuo look in questi anni? Se, insomma, che poi ci si perfeziona anno dopo anno. Ho tagliato i capelli, ce li avevo lunghi 2 anni fa, mezzi l'anno scorso e adesso matti. Chi più di te può raccontare un po' l'anima di questo concorso dall'interno, insomma, da questo gruppone di ragazze che si forma ogni anno? Cosa ci puoi raccontare? Sempre nuove conoscenze, nuove amicizie, si chiacchiera, si scherza, ci si diverte e quindi ben venga. Cos'è cambiato dalla tua prima partecipazione a quest'ultima? A parte il look, ma parlo anche del modo di affrontare la passerella, anche del modo di affrontare il concorso. Sicuramente più sicurezza e meno paura, sicuramente, e quindi più determinazione. Chi ti segue ogni anno in ogni concorso, chi tifa per te? I miei, sempre. Facciamo un saluto ai tuoi, dai, che ti hanno sempre seguito. Ciao! Party, get the fuck out the club. Now where my alcoholics? Let me see your hands up. What you drinking on? Jaeger bombs. Lemon drop. Nicole, come hai studiato il look per questa semifinale? Ma è stata tutta un'idea della vostra collaboratrice. La nostra parrucchiera, insomma. Ok, ha scelto lei, anche l'altra volta me li aveva fatti tutti in aria e mi piacevano, allora ho detto li facciamo. Martina, il tuo look invece come sarà perfezionato in questa sera? Ma io avevo già scelto questo vestitino perché era semplice, quindi mi piaceva, e poi i capelli mi sono affidata alla parrucchiera e il trucco anche. Allora, una serata importante perché saranno scelte tra le 104 e le 16 finaliste. Come vi siete preparate? Ma sono andata anche in palestra e niente, spero, ho fatto un po' di dieta e niente. La dieta degli ultimi giorni, insomma. Ma sì, e poi mi sono fatta spiegare come sfilare coi tacchi perché sennò... Quindi sei sicura? Tranquilla. Sì. Nel tuo caso invece com'è stata la preparazione in questi giorni che hanno preceduto la serata? Ma diciamo che io in realtà in questi giorni mi sono un po' abbuffata. Come abbuffata? Perché c'era il compleanno di mia nonna e quindi ho mangiato un po', però oggi sono stata molto brava e ho mangiato poco leggero. E poi in realtà credo che, non lo so, gli ultimi giorni non si possa fare molto, quindi mi affido sulla mia generale tazza, ecco. Beh, ma non state, sono tutte informissime, poi le vedrete anche sfilare. Adesso insieme fate un bel saluto alle nostre telecamere. Ciao a tutti! Ciao! Tre ragazze pronte anche loro per affrontare la semifinale. Raccontateci un po' di voi. Io che ho chiesto anche alle altre come vi siete preparate in questi giorni. Ma niente di speciale, tanta ansia, tanta emozione, però sempre con divertimento, nulla, in modo tranquillo, niente di... In modo molto tranquillo, appunto. Sì, non so, cioè, ho cercato il vestito e basta, infine. Dicono tu è tranquillo, ma in realtà sono molto emozionate, perché ho visto anche tremare prima. Preparazione in questi giorni qual è stata? Cercare il vestito adatto per questa serata che per me è molto speciale e basta. E divertirmi tanto soprattutto. Allora, la cosa che più fa paura per questa serata è quella invece più, sarà sicuramente la più divertente. Quella che fa più paura è la sfilata in costume, sicuramente. E la più divertente è comunque essere qui tutte insieme, il pomeriggio che siamo state insieme a prepararci, quello è stato divertente. Anche a te la stessa cosa? La parte più divertente è la sfilata e conoscere nuova gente. E quello che fa un po' più paura qual è? Quando sceglieranno i 16 finalisti. Beh, dai, lì sarà un po' di tensione, ma poi si scioglie. Cosa più bella, cosa più emozionante in negativo magari della serata? Beh, la cosa più emozionante è quella di sfilare, che io col pubblico sono molto timida, però quella più divertente è conoscere molta gente nuova soprattutto. Allora, guardate, la nostra telecamera ha mandato uno splendido bacio a chi ci segue da casa.